Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Thief. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente qui, immersi all'interno del nostro splendido paesaggio grottesco e pronti a intraprendere una nuova avventura per conto del nostro Garrett. Beh, precisamente per conto di qualcun altro, però cercheremo di impersonare il tutto con il nostro grande Garrett. Allora, vediamo un po', sicuramente ci è stata assegnata una nuova missione e prima di catapultarci direttamente verso il nostro obiettivo cercherò di farvi una specie di riassunto, proprio perché sarà qualche settimana che non giochiamo a Thief, quindi visto che voglio riprendere direttamente questa storia perché è molto avvincente e voglio vedere un po' come va a finire il tutto, cercheremo quindi di comprendere al meglio quello che sta accadendo. Allora, vi ricordate, dando un'occhiata anche all'antefatto qui davanti, che all'interno dello scorso gameplay o degli scorsi gameplay davamo la caccia a un anello? Ovviamente non era l'anello forgiato a Mordor in cima al Monte Fato, un altro anello, l'anello che abbiamo raccolto all'interno di quella specie di industria meccanica dove eliminavano i cadaveri affetti dal morbo. Beh, questo anello è stato consegnato direttamente a Basso, quell'uomo che viveva a Dragon Alley, appunto dietro le nostre spalle troviamo certamente il fuoco fatuo che ci conduce appunto a Stone Market, dove si ritrova quell'uomo. Beh, certamente adesso ci ha indirizzato verso Erin, che non è il protagonista dell'attacco dei giganti, bensì un altro personaggio che sicuramente avrà qualche informazione da darci su questo anello e soprattutto su quello che sta accadendo in città. Ragazzi, vediamo di raggiungerlo e capire cosa sta succedendo, perché su questo anello davvero ci sono troppi interrogativi. Vediamo di andare in avanti. Allora, è davanti a noi a circa 30 metri, però ci sono davvero troppi occhi, troppe guardie che rompono le scatole. Allora, vediamo se possiamo procedere. Oh, mi sa che mi hanno beccato. Maledizione, non ho fatto niente, già mi hanno beccato. C'era troppa luce, ragazzi, vediamo di procedere. Attenzione, attenzione, eccoci. Svigniamocela, quartiere sud, certo, andiamocene via. Quartiere sud, non ho avuto neanche il tempo di pensare che già avevamo 3-4 frecce conficcate nelle gambe. Quindi vediamo di stare attenti e di agire con un po' più di calma. Beh, era una zona abbastanza strana e difficile, troppe luci puntate su di noi. Beh, vediamo che cosa ha intenzione di dire il nostro grande amico. Erin abitava in un vecchio mulino a Riverside. Vero? Darò un'occhiata lì dentro. Un mulino, eh? Allora, io non ricordo che stava dentro un mulino, forse in una specie di casa che poi è stata distrutta da una pietrata di un gigante, però penso che l'avranno ricostruita prima o poi quella bella casa. Allora, vediamo un po', da queste parti, vediamo se troviamo qualcosa di interessante, ragazzi, mamma mia, cerchiamo adesso di essere, come dire, abili ad acquistare magari anche gli arnesi del mestiere. Oh! Attenzione! Attenzione, qua ragazzi davvero non si può far un bel niente perché siamo proprio circondati da tutti questi maledetti. Allora proviamo da questa parte, attenzione, è a 20 metri, magari ottenendo l'accesso a questa sorta di tetto possiamo farcela. Allora, questa è una specie di zona disabitata, non credo che ci sarà nessuno, quindi possiamo procedere con tranquillità. Allora, vediamo di procedere da questa parte. A proposito, sono andato dal nostro caro amico Basso e ci ha appunto riferito che possiamo ricercare le informazioni che appunto cercavamo su questa storia all'interno di un libro. Questo libro è qualcosa, un manufatto molto antico che possiamo ritrovare certamente nella Casa dei Fiori, un bordello che si ritrova appunto nel centro di Riverside. Adesso vediamo se è vero. Cerchiamo intanto di scassinare la nostra bella porta. Ha ben 3 entrate. I nostri grimardelli li abbiamo presi nel Rathway a Skyrim, quindi sono solidi come al solito. Quindi vediamo un pochettino di stare attenti. Allora, vediamo qua. Ma qua dentro sicuramente c'è qualcosa di importante. Ecco perché ci hanno fatto entrare. C'era un umile fiasco di vino in argento, però non c'è nient'altro, credo. Va bene, allora, questa è una zona ormai da lasciar perdere. Attenzione, vediamo se possiamo procedere da quest'altra parte. A 10 metri, non ho capito. Vediamo un po'. Ah, dobbiamo passare certamente dall'altra parte. Meno male che qui hanno lasciato una bella corda proprio in alto. Vediamo se possiamo raggiungerla. Oh, maledizione, ci siamo fatti proprio un volo dall'altra parte. Vediamo se possiamo raggiungerla. Eccola, non ricordo precisamente come si fa. Ah, eccola qui, perfetto. Allora, cerchiamo di dondolarci proprio in alto. Attenzione, eccoli, ci hanno visto. Maledizione, c'era una guardia. Via. Maledizione, via, andiamocene via di qui. Meno male che ho conservato la nostra vita. Meno male che qualcuno di voi mi ha detto continua a tenere il cibo che ti servirà più avanti. Ok, scassiniamo la finestra più che porta. Grande. Allora, vediamo di entrare direttamente in questa specie di nuova zona.
Allora, eccoci arrivati, vediamo un po', allora, vediamo dove siamo con precisione, andiamo direttamente nel nostro taccuino, ancora Erin nel quartiere sud, allora, vediamo un pochettino, abbiamo attraversato la prima muraglia, vediamo se possiamo arrivare direttamente da questa parte, attenzione alla guardia, Hitman Absolution che procede, agente 47, purtroppo non abbiamo nulla da tirargli incontro a quella capocciona pelata, solo una vecchia bottiglia di vino, ma non credo che possiamo farcela. Allora, attenzione che siamo per adesso nell'ombra. Cerchiamo di rimanerci, questo dannato con la torcia, neutralizziamolo, eccolo qua. Un bel colpo nella testona pelata, aperta in due come un melone, benissimo. Però che cosa nascondeva qua dietro? 7 monete d'oro, va bene. Il Lady Marigold indossa uno di quei bracciali a serpente, non sa che sono maledetti. La vera domanda è, l'aveva prima o dopo che il marito fosse segnato nel libro dei morti? Non così forte, la prossima volta. Tanto voci di corridoio, ragazzi, provo ad ascoltare qualsiasi cosa perché sicuramente possono esserci utili queste informazioni. Allora, una guardia sta dormendo proprio là in fondo. Non credo che ci potrà dare problemi. Questo altro rincitrullito sta andando da quella parte. Quindi credo che possiamo procedere proprio davanti a noi. Allora, vediamo, 15 metri. Erin stava qui, sì, mi ricordo. Infatti qua passavano giganti a tutta forza. Hanno pestato un'intera popolazione. Attenzione a questa melma che abbiamo di sotto. Chissà quello che ci sarà passato là dentro. Intanto vediamo un pochettino il mulino di Eren. Vediamo quello che ha nascosto appunto da queste parti. Allora, vediamo un po', nuovo obiettivo, entra nel nascondiglio di Erin. Vediamo un pochettino, ecco, guardate un po', mulini ad acqua, probabilmente. Che cosa, che diamine sta spingendo questo mulino? Avete visto della gran melma che c'era là sotto? Mamma mia. Allora, eccoci arrivati, questo deve essere appunto il nascondiglio di Erin. Sembra più il nascondiglio di Peter Pan. Vediamo un po' come possiamo fare a entrare. Vediamo di raccogliere la nostra ombra da queste parti. Ecco, il passaggio segreto. L'interruttore è praticamente invisibile. Invisibile. Tenere gli occhi aperti. Va bene, amico mio, però più che invisibile, Erin dai. disse di aver disseminato di trappole contro gli intrusi. Dovrò camminare sulle punte. Cerchiamo di camminare sulle punte. Penso che avrà disseminato da queste parti trappole adatte ai giganti. Quindi se ci beccherà una trappola del genere non credo che riusciremo a fare una buona fine. Quindi attenzione. Vediamo un po', immersi un pochettino in questo strano paesaggio. Io direi di utilizzare una... Eccola, oh mamma mia, guardate un pochettino dove stavo per mettere i piedi. Vediamo un po'. Vediamo se possiamo salire. Allora, vediamo un po'. Questa è una specie di trappola. Vediamo di utilizzare magari la nostra bella bottigliona. Lo sapevo io, è tipo Indiana Jones, ragazzi, i predatori dell'arca perduta, quando appunto l'archeologo si lanciava proprio nella ricerca di quella specie di manufatto d'oro e tutte quelle dannate frecce addosso, però non credo di potercela fare. Allora, vediamo un po', ho capito, vediamo. Oplala, perfetto. Saliamo qua su, benissimo. Garrett e l'arca perduta, vediamo un pochettino. Ancora. Bene, ecco una bella scala. Magari possiamo salire verso l'alto. Una scala antincendio. Ottimo. Beh, ma dov'è Eren, maledizione? Vediamo un pochettino. Ok. Vediamo. Ah, ecco, addirittura una bella sacca contenente monetine. Ah, più che monetine, cibo. Perfetto, c'era una bella bistecca di maiale tutta raccolta in quella piccola parte. Qua su non c'è niente. Un vecchio sacco di patate, vecchio e logoro. Ok. Attenzione, Indiana Jones in persona. Indiana Jones, no, maledizione. Non ho capito bene come funziona. Siamo morti, carichiamo l'ultimo salvataggio. Devo essere un pochettino più attento. Come facciamo a superarli, dannazione? Sì che io non mi ricordo neanche tanto bene i comandi, però sicuramente c'è qualcosa che possiamo fare. Certo, con lo spazio facciamo i piccoli scatti. Allora, vediamo di ritornare nel nostro tempio. Allora, l'interruttore è invisibile, l'abbiamo visto, però dobbiamo essere rapidi, avanti, scattanti e veloci come un go-kart, ragazzi. Eccoci, saliamo qua su. Deve essere da queste parti. Vediamo. Eccoci. Ah, addirittura qua si poteva passare tranquillamente. Perfetto. Allora, proviamo da questa parte. Andiamo. La nostra bella scala. Allora, vediamo di capire come funziona. Possiamo certamente... nuovamente il cibo qui, il maialino compresso. Perfetto. Allora, saliamo al piano superiore. Qui in alto credo che non possiamo far nulla. Allora, vediamo un po' con lo spazio. Certo, facciamo dei piccoli scatti. Vediamo se invece possiamo salire. Ah, c'era il trucchetto, ragazzi. Eccoci qua. C'era addirittura la passaporta. Vediamo di teletrasportarci qui in alto. Grandioso. Qui addirittura vi è forse un altro piccolo interruttore. Nuova mappa, perfetto. Le mappe mi piacciono tantissimo. Sicuramente possiamo scendere in basso per esplorare il nascondiglio.
Non sei mai stato qui, vero? Ah, ve la ricordate, ragazzi, nel primo gameplay? Erin? Ecco chi era Eren, maledizione. Che c'è, Garrett? Sono finalmente più veloce di te. Non so perché, ma mi ricorda molto Far Cry, ragazzi, eh? Vi ricordate quei sogni quando mangiavamo quei vecchi e logori funghi? Possibile. Tu sei morta. Queste atmosfere però non mi piacciono. Forse qui è dove i morti aspettano quando non hanno dove andare. Mamma mia, che e anche discorsi. tu sei qui. Sei morto, Garrett? Seguimi fino alla verità. Ti ho osservato. Oddio, mamma mia. Volevo essere te. Siamo così simili. Dove sei? Ma perché anche solo provarci? Esiste già un Garrett. Che cosa vuoi da me? Voglio che rubi una chiave per la verità. Una chiave? Risale a prima che lasciassi casa e diventassi Erin. Ma devi trovarla da solo. Queste sono le regole. Comincia a cercare. Ti dirò quando ci sei vicino. Cioè, non capisco, ragazzi, se è un sogno oppure qualche altra cosa. Sembra davvero che abbiamo ingerito uno di quei funghi di Far Cry 3. Vediamo un po', che cos'è questo? Fuochino. Fuochino, che è? Il gioco dell'oca, amica mia. Intanto il nostro basso ci aveva detto che dovevamo cercare un libro. Adesso tu ci dici di cercare una chiave per la verità. Se fosse così facile avere una chiave per trovare la verità in alcune cose, mamma mia. Però vediamo se possiamo trovarla. Vediamo un po', deve essere da queste parti. Non capisco neanche che cos'è, un sogno, stiamo vagando nel nostro inconscio. Non lo so veramente cosa stiamo combinando. Attenzione alla nostra faccia. Siamo tornati, amico mio, nel mondo dei vivi, nel mondo della razionalità. Come se Erin volesse farmi trovare qualcosa. Non posso andarmene senza controllare. Stanza piena di indizi, eh? Allora, vediamo quello che possiamo fare. Intanto, da queste parti, i libri sicuramente sono sinonimo di passaggio segreto. Vediamo se è vero. Mamma mia. Attenzione. Ah, ecco cos'era. Quella zona deve essere appunto una specie di zona piena di indizi. Vediamo se possiamo attivare il nostro nuovo meccanismo il nuovo meccanismo appunto per trovare. Eccoci qua, un nuovo passaggio segreto. Attenzione. Chi c'è qui dentro? Olè, mi sa un bel manufatto, un Perché ce medaglione. l'aveva Erin? Nuovo obiettivo, esci dal nascondiglio. Abbiamo trovato, ragazzi, qualcosa di interessante. Probabilmente una specie di manufatto alla Indiana Jones. Magari glielo invieremo all'università per l'analisi. Vediamo intanto se possiamo aprire questa forza. Perfetto, una bella finestrella. Grande, abbandoniamo quindi il vecchio nascondiglio di Eren e proviamo ad arrivare direttamente al nuovo obiettivo. Attenzione, sempre queste dannate guardie, maledizione, mi sento come se fossimo su Hitman Absolution, sempre con quella tensione di non poter uscire di casa, che adocchiavano la nostra testa pelata davvero come un tesoro, ragazzi, e si lanciavano appunto addosso per spararci o addirittura frantumarcela a calci. Intanto eccoci arrivati. Che cos'è questa zona? Vediamo un po'. Il quartiere del sud, dove dovevamo andare. Vediamo se siamo appunto in grado di raggiungere questo luogo. Bene, vediamo un pochettino, ragazzi. Non so se avete letto L'attacco dei giganti, però Eren è davvero un personaggio fantastico che probabilmente si addice anche alla nostra storia. Vediamo un pochettino come si evolverà appunto la questione. Vediamo un po'. Infatti, se avete visto all'interno Verso della la casa dei fiori. Sì, andremo È indicata certamente. da luci rosse. Se le trovo il bordello. Come vi dicevo, ragazzi, dobbiamo trovare la via per la Casa dei Fiori. In questa Casa dei Fiori è nascosto un libro che sicuramente conterrà delle risposte a questa storia del morbo e del barone. Quindi sicuramente potrà essere utile al nostro personaggio. Allora, il bordello sarà nascosto tra i meandri di questa nebbia grottesca. Ok, comunque, ragazzi, se non sapete chi è Eren, ho postato sulla pagina Facebook delle foto del manga all'interno del quale questo magnifico personaggio si ritrova, e magari potete andare a dare un'occhiata direttamente su quel link. Intanto vediamo un po'. Eccoci, una bella cornice. Ci mettiamo una bella foto di Diabolic e Garrett assieme, così davvero fanno il presente e il passato. Ho 6 bocche da sfamare con una sola mela. Non fare l'errore che ha fatto Ruger. Che cosa ha fatto stavolta? Ruger, che nome, mamma mia. Le guardie lo avevano già appeso prima che riuscisse a uscire da... Attenzione, qui addirittura per un pezzo di pane la gente si scanna. Vediamo se possiamo procedere qui in alto. La strada mi sa che è ormai barrata. Anzi no, vediamo un po'. Il bordello deve essere appunto qui in basso. Ok, vediamo un po'. Guardia davanti a noi. Non è una guardia, è un civile. Mi sa che non abbiamo neanche... forse sì. Vediamo, lo prendiamo lo stesso, ragazzi. Niente. In silenzio.
silenzio, in silenzio. L'ingresso della Casa dei Fiori deve essere qui vicino. Calma. È un civile, penso, ragazzi. Attenzione, vediamo se possiamo prendere qua. Niente, ragazzi, la strada è completamente sbarrata. Allora, deve essere al piano di sotto. Attenzione che qui sta scendendo qualcuno. Vediamo di procedere dall'altra parte. Eccoci arrivate, le luci rosse proprio signore, 10 minuti, non chiedo altro. Sei sulla lista nera della Casa dei Fiori. Ah, caro mamma Lord. mia, Melma. Che c'era qua sotto? Sterco Forse non di sei cavallo. più Lord. Vediamo se possiamo procedere. Ma io... Mamma mia. E per quanto? Finché non ti rifai i soldi, Edmund. Quindi per il resto Edmund, della dove tua siamo? vita. Nelle cronache di Narnia. Sono sicura che qualche sgualdrina economica dei vicoli saprà darti quello che c'è. Adesso stai esagerando. Maledizione, ragazzi, ma dove siamo finiti? Vediamo un pochettino. Ah, eccoci arrivati. Mi sto solo divertendo. Allora, vediamo di capire come possiamo arrivare da quella parte. Vediamo un po', lì addirittura c'è un salvagente per navigare in questo mare di sterco qua sotto. Allora, dobbiamo arrivare laggiù. Però come possiamo fare? Vediamo un po'. Ah, da quella parte c'è un bel pulsantino nascosto. Vediamo un pochettino se possiamo attivarlo. Allora, deve essere una specie di ingresso segreto che abbiamo combinato. Vediamo un po'. Attenzione. Ah, addirittura una bella leva davanti a noi, ingranaggio antico. Vediamo un po'. Ah, probabilmente faremo scendere questo bel ponticello rudimentale. Da queste parti non c'è niente. Ok, interessante. Vediamo cosa si nasconde proprio all'interno di questa zona. Ok, deve essere appunto qui intorno. Allora, eccoci arrivati al capitolo 3, segreti sporchi. Vediamo un pochettino cosa si nasconde qui all'interno. Ed eccoci arrivati, ragazzi, siamo proprio nei pressi di questo bordello, il quale ce l'ha indicato direttamente Orion, ovvero la voce del popolo, quel signore di cui vi parlavo, il quale ci ha affermato che il libro all'interno del quale ci saranno tutte le risposte si trova proprio all'interno di questo bordello chiamato Casa dei Fiori. Bene, dobbiamo trovare un ingresso a questa Casa dei Fiori. Certamente non sarà facile, perché pullula sicuramente di ricchi potenti e anche di guardie furbe. Quindi vediamo di fare qualcosa di interessante e rapido. Non abbiamo frecce come al solito, però cerchiamo di essere anche questa volta rapidi e concreti. Allora, al piano di sopra non c'è niente a cui appigliarsi, solo una vecchia rete vecchia e logora. Attenzione a queste guardie, due guardie davanti a noi. Vediamo se ci sono meccanismi interessanti. Vediamo un po', una bella bottiglia di vino addirittura là sotto, ragazzi. Che cos'è quella specie di valvola rossa? Allora, dobbiamo fare qualcosa di importante. Io direi intanto di lanciare una bella bottiglia di vino, ce la siamo bevuta ieri sera, là sotto, e provare ad attirare qualche bella guardia. Allora, mentre questo ragazzone se ne va là sotto, vediamo se possiamo neutralizzare quest'altro. Vieni, amico mio. Gli abbiamo ridotto la testina un colabrodo. Perfetto. Allora, il corpo. Via. Maledizione. Andiamocene, quello si sta girando. Ok. Perfetto. Grande. Allora, vediamo un po'. Eliminiamo, ragazzi, se possiamo tutte le guardie. Oh, oh. Non ci credo. Se ragazzi, se mi vedeva davvero eravamo distrutti. Vediamo un po'. Grande. Meno male che qui c'è un'altra bottiglia di vino lanciabile. Vediamo di lanciarla direttamente da quella parte per riuscire ad attirare l'attenzione. Eccolo. Eccolo. Per piacere. Ho 4 Vieni qua, bello. E fate un giro dall'altra parte. Ok, lasciamolo qui a terra, ragazzi. Non lo vedrà nessuno. Allora, sono curioso di vedere che cos'è questo. Allora, vediamo un po'. Ma che cos'è? Una specie di... Vediamo un po', proviamo. Vediamo di dargli un bel colpetto, magari con... Eccoci. Che cos'era? Che cos'era? Vediamo un po'. Attenzione. Ah, probabilmente era un gas a pressione. Li avrebbe fatti secchi. Solo se avessimo avuto qualche freccia. Purtroppo non ho avuto neanche modo di acquistare, ragazzi. Proprio mi sono lanciato nella missione senza aver avuto timore di nessuno. Allora, vediamo un po'. Attenzione, ragazzi, sempre da queste parti. Guardie non ce n'è. C'è un vecchio vaso greco antico. Non possiamo prenderlo. ancora bloccata. Spero di non doverti aiutare. No, certo che no. Attenzione. Dovrei dormire di più. Allora, sicuramente il passaggio è aperto, la chiave inglese è mancante, come al solito siamo rimasti fregati. Vediamo se possiamo dare un'occhiata, un'altra brocca qua davanti a noi, ma mi sa che non possiamo prenderle. Allora, vediamo.
Ed eccoci nuovamente qua, ragazzi. Allora, come avete ben potuto vedere, siamo riusciti ad attraversare le più grandi insidie di questo mondo. E sicuramente il ricco che stiamo seguendo verso questa via è un uomo molto importante. Quello che troveremo all'interno del bordello, e precisamente all'interno di quel libro, sarà altrettanto importante, visto che la strada per arrivarci è davvero molto ma molto pericolosa. Allora, vediamo un pochettino. Mi sembra che è andato da questa parte. Attenzione che ci sono dei vetri rotti, quindi attenzione a come ci muoviamo, perché se per caso dovessimo fare del rumore, qualcuno lì si insospettirebbe. Mi sembra che una guardia lo sta seguendo, quindi vediamo di attraversare la zona con molta calma. Ogni rumore mi rende così teso. Infatti, amico mio, attenzione. Ale, perfetto. Vediamo un po', avevo visto un fiaschetto di, ecco, vino, perfetto. Questa zona non c'è niente di che. Purtroppo non abbiamo neanche occhio d'aquila da utilizzare. Vediamo intanto se possiamo prendere una bella bottiglietta di maiale salato e berla direttamente in un fiasco. Allora, attenzione, vediamo. Eccoci, guardia davanti a noi molto pericolosa. Altra guardia da quella parte. Purtroppo, ragazzi, senza frecce è quasi addirittura appunto quasi impossibile riuscire a attraversare queste zone. Vediamo se posso inventarmi qualcosa. Da queste parti c'è un fiasco di vino a terra, che forse se lo rompiamo attiriamo l'attenzione di qualcuno. Quindi io direi di attirare l'attenzione di questo maledetto rompendo il fiasco di vino. Rompiamo il fiasco di vino. Grande. Allora, vediamo se possiamo far avvicinare questa guardia proprio da queste parti. Eccolo, maledetto. Non ho voglia di guai. E vieni qua, maledetto, finalmente. Oh, dopo tutto questo tempo, cerca di rimanere qui, sta zitto e non creare problemi. Allora, ma adesso sicuramente se quello laggiù non se ne è accorto, ragazzi. Quindi o si è bevuto un litro di vodka ieri sera, oppure è mezzo pazzo. Quindi attenzione, non ha visto il suo amico più davanti a lui. Quindi vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Altro cibo. La cosa che non mi piace di questo Garrett è che è un po' troppo furtivo. Non ha neanche una mossa per agire nell'eventualità di un'azione critica come su Hitman. Su Hitman, appunto, se venivamo scoperti, avevamo l'opportunità con le pistolone, le famose pistole di Hitman, di eliminare l'avversario. Invece così, se sbagliamo pure una virgola all'interno di questo testo enigmatico, andremo a perdere tutto. Quindi attenzione a quello che facciamo. Vediamo un po'. Ultimamente si comporta in modo strano. In modo strano, ha bevuto troppo ieri sera, quindi è dovuto andare a urinare il nostro amico. Vediamo un pochettino. Neutralizziamo anche quest'altro maledetto. Finalmente, vediamo un pochettino, ragazzi. Davvero questa azione è molto importante. Vediamo di salvare, perché è davvero ottima azione del nostro grande ragazzo. Allora, vediamo di sovrascrivere anche il salvataggio, perché davvero questi due maledetti non so come sono riusciti a farli fuori senza le frecce. Allora, questo oggettino l'abbiamo visto prima, non ci serve. Procediamo. Allora, vediamo un po'. Ok, scendiamo. Attenzione a queste dannate luci che purtroppo non possiamo spegnere. Allora, io direi che di scendere ancora al piano inferiore. Vediamo qua dentro cosa c'è. Forse possiamo salire qua. Attenzione, altri fiaschi di vino. Ok, c'è un motivo perché siamo saliti qua sopra, o no? Hanno piazzato queste casse solo per decoro, ma non credo. Vabbè, proviamo a scendere da questa parte. Altri fiaschi di vino. Attenzione. Vediamo qua in basso. Deve essere una specie di zona a deposito. Infatti non è che c'è granché. Forse qualcosa qui. Ok, altro maiale salato, ragazzi. Ottimo. Perfetto. Lo mangiavano sia Peregrino Took che l'altro nel Ritorno del Re, ragazzi. Il maiale salato. Eccoli qua. Allora, quello deve essere Riccone. Quella deve essere appunto l'entrata al bordello. Bordello un po' stile codico. Guardate un po' le strombature sul portone. Guardate che fighe davvero il paesaggio. Sarò anche vestito di pelle, ma non credo che mi scambierebbero per il comico di turno. Meglio entrare di soppiatto. Allora, vediamo di entrare nella casa dei fiori. Questo Slash con il cilindro davanti a noi probabilmente entrerà con facilità. È stato accompagnato fin qui, però vediamo un pochettino. 17 metri davanti a noi ci indicano che c'è un passaggio. Vediamo un po' se possiamo avanzare in silenzio. Ok, Madame Xiao Xiao Xin Zhao di League of Legends. Eccolo, vediamo un po' qui. Perfetto, purtroppo non abbiamo neanche occhio d'aquila da spendere. Qui in alto non possiamo andare. Sicuramente c'erano altre vie per le quali procedere in questa sorta di zona un pochettino remota. Vediamo un po', possiamo arrampicarci fin lassù. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po' dove siamo finiti. Vediamo un po'. Andiamo qua su. Ok.
Un altro salto avanti, amico mio, attenzione, guardate un pochettino che atmosfera da Notre Dame. Vediamo un pochettino, eccoci. Perfetto, in una zona rurale. Allora, nuova mappa, ci troviamo sicuramente nell'entrata, magari non ufficiale, un'entrata in diretta. Vediamo da queste parti, non c'è niente di che. Vediamo di attraversare il condotto in attesa di qualche giochetto magari un pochettino avventuroso. Eccolo qua, perfetto. Vediamo di procedere come un topo proprio diretto su questa parte occidentale del nostro frontone roccioso. Grandioso. Solleva addirittura avanti, amico mio, che ce la facciamo. Grande, grande, al solito. Anche il solito Schwarzenegger di turno. Perfetto, vediamo di procedere. Ok, mi sa che... addirittura lì c'è un'altra zona per entrare. Magari riusciamo a salire qua su. Un altro capitombolo qua in alto. Attenzione alla testa, non farci venire un bernoccolo. Ed eccoci arrivati, ragazzi. Non vorrei scendere, cioè sembra una zona un pochettino tranquilla, però l'entrata alla cowboy non so se ci sta. Proviamoci, ragazzi, scendiamo con calma. Ops, perfetto, casa dei fiori, livello inferiore. Benissimo, eccoci arrivati, ragazzi, finalmente nel nostro bordello. Adesso dobbiamo conquistare l'ufficio di Madame Xingqiao e magari riuscire a ottenere qualche oggetto. Il nostro Garrett ha capito che è un oggetto davvero pieno, è un luogo davvero pieno di oggetti rari, come per esempio gingilli, gioielli, e davvero potremmo ottenere molto denaro rivendendo tutta questa roba. Però sicuramente dobbiamo ottenere un modo, dobbiamo riuscire a comprendere un modo per salire al piano superiore, perché a quanto ho capito gli uffici di Madame Xiao si ritrovano appunto al piano di sopra. Quindi magari all'interno del prossimo gameplay cercheremo di addentrarci all'interno di questo roseo e addirittura profumato palazzo. A quanto pare date un'occhiata a petali di rosa che cadono dal basso verso l'alto. Intanto attenzione, vasi da queste parti. Quindi vediamo quello che possiamo combinare. Sicuramente al piano di sopra ci aspetterà tutt'altro mondo da poter affrontare insieme all'interno del prossimo gameplay. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura, ragazzi. Ciao a tutti!